In alcuni tratti, per circa mezzo chilometro, a separare i veicoli che sfrecciano e le case del Moracchino lungo strada Pasubio, c'è uno spazio di un solo metro che si espande in modo variabile al massimo fino al 1,40 m. Per i cittadini che devono spostarsi localmente a piedi è un vero incubo, figurarsi con una carrozzina. L'alternativa spesso è solo un tratto infangato. Ogni giorno qui transitano migliaia di veicoli, dalle automobili agli autobus, una situazione che dura da decenni ma che sembrava destinata a migliorare con l'arrivo della bretella dell'Albera. L'apertura della nuova strada nel giugno del 2023 ha di fatto interrotto il flusso dei tir qui, ma in quartiere non sono ancora arrivati i marciapiedi tanto attesi. Marciapiedi mancano. È un pericolo. È un pericolo, veramente, sia sulla destra che sulla sinistra. Questo pezzettino io lo chiamo il terzo mondo, questo pezzetto, perché non fanno niente di là, non fanno niente di là. Cioè, ha capito, i due comuni. Ecco, e noi siamo in mezzo, eccola qua, questa è la situazione. Il marciapiedi dove c'è è stretto, dove non c'è, per cui si cammina sul terreno. Chiediamo che venga realizzato, così come era stato promesso, un nuovo marciapiedi con l'installazione dei paletti delimitatori che delimitano l'area di transito dei pedoni dalle auto. Questa è la nostra iniziativa come Comitato per la città nuova di Vicenza, e quindi contemporaneamente adesso andiamo a protocollare anche una lettera al sindaco. Che lo spazio c'è, se vogliono fare qualcosa riescono insomma in qualche maniera, visto che adesso il traffico è diminuito. Quasi mi un tocco, ma un tocco del comune, perciò potrei fare il marciapiede. È un pericolo, mica 4 nevudi qua, ma è un pericolo.